Amiche e amici di 131, ben ritrovati. Torna dopo un'estate di vacanza giovedì il nostro appuntamento dedicato appunto alla Serie D, alla quarta serie che quest'anno vede protagoniste 7 squadre sarde e poi le andremo anche a scoprire nelle prossime settimane, nei prossimi appuntamenti. Già nella puntata di oggi 7 sorelle sarde che se la vedranno ancora una volta nel girone G, il girone come l'anno scorso, la stessa nomenclatura, composto allo stesso modo appunto della passata stagione, con le squadre laziali e le squadre campane, un girone molto molto tosto, caratterizzato in quest'estate soprattutto dal passaggio di fatto della Torres al gruppo AB Insula, una Torres che vorrà provare in tutti i costi a fare il salto di categoria, ma andiamo per ordine e ne parliamo innanzitutto col mio fido compagno di Serie D, Francesco Aresu. Ciao Francesco, so che sei praticamente in diretta da qualche posto santo, giusto? Ciao Roby, sì, si vede anche la statua della Madonnina. Sono a luogo santo in Gallura perché ci mancava in questi giorni arrivare anche in queste lande e quindi giustamente, insomma, collegamento dalla Gallura. Beh, iniziare giovedì al luogo santo è già il preludio di quella che sarà la stagione eroica di 131. Poi scopriremo anche perché sei al luogo santo, ma non spoileriamo niente. Sono venuto a niente. chiedere la grazia. Io farei entrare, caro Francesco. Esatto. Io, caro Francesco, farei entrare quello che è il primo ospite di quest'anno di giovedì, ovviamente un graditissimo ospite come mister Raffaele Cerbone. Buonasera mister. Buonasera ragazzi, buonasera. Buonasera mister, forse si è bloccato Roberto in questo momento, quindi faccio io gli onori di casa. Come sta? Bene. Si potrebbe star meglio, ma va bene lo stesso. Dove si trova intanto? Ad Olbia, io vivo ad Olbia. Si potrebbe star meglio in panchina, mister, immagino. Assolutamente, ma non è un problema. Quello fa parte del nostro lavoro. Bisogna mettere in preventiva anche questo. Ci sta, non piace a nessuno, ma ci sta. Ecco mister, dicevamo, no? Un girone complicato quest'anno sulla falsariga, forse dell'anno scorso con la conferma delle squadre laziali e campane. Ci sono altre squadre, sopra il continente, penso ma anche al Albalonga, che sono squadre costruite con la ferma volontà di salire. Al tempo stesso tra le sarde, lo dicevamo all'inizio della diretta, c'è quella Torres che punterà quasi sicuramente al salto di categoria o almeno ad essere protagonista in questo girone G. Lei come vede la costruzione di questo nuovo girone? Allora, a mio avviso è più difficile dell'anno scorso, è più complicato perché ci sono più squadre che puntano a vincere il campionato, perché tutti parlano della Torres, dell'Albalonga. A mio avviso in primis c'è la Fragolese, che ha fatto forse la squadra più forte insieme alla Torres. Poi c'è anche Giuliano, che è l'ex Savoia sostanzialmente, piano piano, strada facendo, si completerà perché hanno iniziato in ritardo. E poi, come dicevo prima, c'è Scuderi che praticamente si è portato a mezza squadra di Latina lì all'Albalonga e quindi accelera il suo processo di crescita. C'è l'Ostia Mare che ci ha preso il mio caro amico Baldia, c'è Gardini si è portato via un paio di giocatori importanti, anche lo stesso Cielo Russo, Sbardella, cioè sono squadre molto ma molto competitive. E poi ci sono 3 campane, è vero, ma sostanzialmente ce ne sono 5 perché Formi è più campane che Lazio, lo stesso Cassino è più campane che Lazio. Secondo me è un campionato più difficile rispetto all'anno scorso, molto più complicato. Ecco, come vede la Torres? Perché insomma, di fatto, giustamente lei dice, ci sono tante squadre tra le laziali e le campane che sono rinforzate molto, però noi siamo in Sardegna, ovviamente il mercato che ha fatto la Torres, insomma, ha fatto notizia tra tutti i vari acquisti, dal portiere al centravanti, insomma, adesso non facciamo nomi per non scontentare nessuno, però è chiaro che insomma la campagna acquisti della Torres, da quando è arrivata appunto la nuova proprietà di Abinsula, ha lasciato il segno. Lei che stagione si aspetta dai sassaresi? Beh, è la squadra da battere insieme alla Balonga, ma questo è fuori discussione, ma lo sanno tutti e lo sanno anche loro. È chiaro che non bisogna caricare di eccessive responsabilità, anche se ti chiami Torres, anche se è una squadra importante. Poi sembra una frase fatta, ma sarà sempre il campo a dirti dove puoi arrivare
e in che modo, perché poi non è così semplice, perché non è che il fatto che ti chiami Torres e hai fatto una buona squadra, gli altri si scansano o ti è tutto dovuto, cioè, è tutto semplice, assolutamente no. Aumentano le responsabilità, bisogna vedere il peso fino a che punto cioè, la squadra riesce a sostenerlo, ma è una squadra altamente competitiva, ha quasi 2 giocatori per ogni ruolo, ha preso giocatori importanti, ha una linea difensiva di primo ordine, ha il capocannoniere, ha un centrocampo con Piereda, con Bianchi, cioè è inutile stare lì a fare nomi. La Torres è la squadra da battere, però bisogna fare in modo di non caricarla di responsabilità, perché sennò questo può diventare un problema, perché giocare a Sassari non è facile, non è per niente facile. No, assolutamente, mister Raffaele Cerbone. Mister, le chiedo, chi può essere la sorpresa? Ci sono diverse squadre o si sono magari ricostruite prendendo dei giocatori di altre squadre, specie anche in Campania, no? Ci sono state per esempio la transumanza di giocatori dal Savoia, però in generale può essere la vera sorpresa di questo girone, come è successo anche l'anno scorso magari con l'Insieme Formia o il Savoia stesso, che era una squadra accreditata che però poi ha fatto molto molto bene. Secondo me il Gladiator potrebbe essere la sorpresa, innanzitutto perché ha preso un giocatore che cambia nettamente gli equilibri di una partita equilibrata, perché Varela è uno che fa la differenza in modo importante in questo campionato. Io lo so perché l'ho avuto e ahimè lo so anche perché quest'anno praticamente ci ha battuto lui da solo 2 volte. Io penso che il Gladiator sia la squadra che potrebbe sorprendere tutti, anche perché poi è una piazza importante e poi perché hanno voglia, vista le ultime vicissitudini della Casertana, di poter competere con i cugini. Quindi, però sono curioso di vedere il Lanusei, perché il Lanusei praticamente ha cambiato quasi totalmente squadra. E questa è la squadra che mi incuriosisce di più. Sono curioso di vedere, siccome hanno una società che è molto competente, perché il Lanusei quest'anno era una buona squadra, che nessuno, cioè, è una sorpresa, ha fatto bene, ma è una buona squadra il Lanusei. Sono curioso di vedere dove può arrivare quest'anno. Però secondo me la sorpresa sarà il Gladiator. Ecco, lei ha parlato di Gladiator, di Momo Varela, insomma, che l'anno scorso, come ha detto giustamente, tutti noi abbiamo seguito e ha trascinato così in alto il Lanusei, non da solo ovviamente, però insomma i suoi gol hanno portato su la squadra ogliastrina. Sfrutto questo suo assist appunto, ha detto, il Lanusei ha cambiato praticamente tutta la squadra, ricordiamo solo 4 sono praticamente i superstiti dell'anno scorso, ma un altro fatto insomma da segnalare è anche il cambio in panchina praticamente di tutte le squadre, no? Torres, Latte Dolce, Lanusei, Arzachena, lo sa, insomma sono rimasti praticamente solamente Paba, l'allenatore dell'Atletico Uri neopromossa, David Suazo e Francesco Loi a Muravera, che tra l'altro, insomma, lei si ricorderà, l'anno scorso parlò di ciclo finito, anche se poi in realtà ne è iniziato un altro. Un suo commento anche sui cambi in panchina, per esempio come vede Greco alla Torres e soprattutto, mi permetta la domanda un po' cattivella, come vede Greco sulla panchina della Torres con Stefano Udassi come presidente. Oddio, Greco ha fatto bene quest'anno ed è chiamato a ripetersi in una piazza diversa, dove però le aspettative sono altissime. Quindi, come dicevo prima, vale anche per l'allenatore il discorso dei giocatori, perché è una piazza diversa, si fa un calcio diverso, c'è una pressione diversa. E quindi, però, il mister è bravo, ma non è una frase fatta, io lo conosco, il mister è bravo, serio, soprattutto serio, non guarda in faccia a nessuno, va avanti per la sua strada ed è quella la ricetta migliore. Poi le chiacchiere stanno a zero, perché a parlare siamo tutti bravi, poi dopo il campo ti smentisce sistematicamente. Quindi cioè, la verità, Greco è un buon allenatore che ha una grandissima opportunità, questo va detto, ha una grande occasione per crescere professionalmente, per essere protagonista a livelli importanti, e non penso che lui se la faccia sfuggire, però non sarà facile, per niente facile. Roby? Sì, assolutamente, mister. Tra l'altro, le volevo chiedere anche l'inizio abbastanza complicato per le squadre, penso all'Arzachena, ma anche la Torres e al Muravera, che sono Torres e Muravera, 2 squadre sicuramente che saranno protagoniste del campionato. Con la Coppa ci sarà lo scontro
scontro prima, poi di nuovo 2 giorni di nuovo Coppa. Ecco, questo inizio con la Coppa che torna in questa stagione rispetto alla scorsa potrebbe anche un po' complicare quelle che sono le pressioni delle squadre che vogliono fare bene, anche se poi magari non per tutte sarà un obiettivo, ovviamente. Beh, chiaramente no, quasi per nessuno non sarà, perché la Coppa assume un'importanza molto relativa secondo me in questo campionato. Io mi chiedo ancora perché la fanno, sinceramente, anche perché se la vinci non mi sembra che tu possa vincere il campionato. Potrebbero mettere questa regola: vinci la Coppa Italia, magari ti trovi di conseguenza in Serie C, ma questa è un'altra storia. È chiaro che le prime partite sono partite importanti, lasciano il segno. Quando ci sono aspettative molto ma molto alte, le prime partite diventano quasi un macigno. Superarle, bisogna essere bravi e farlo con tanto entusiasmo. Poi prima mi sono dimenticato di dire, quando qualcuno di voi ha sottolineato la storia di Udassi presidente, lo so come in giro quello che qualche maligno dice, lo so, è inutile che ci giriamo intorno, poi a me non piace assolutamente farlo. Stefano è un ragazzo intelligente, è una persona che ha fatto calcio, fa calcio da una vita, è nella sua città, sa bene il suo ruolo, lo fa con grande professionalità, l'ha messo su una squadra importante e secondo me saranno una coppia importante, l'allenatore e il presidente, per attraversare, superare in fretta qualche momento di difficoltà che ahimè ci sarà sempre durante il campionato. Ma sono due figure che secondo me possono stare bene insieme, soprattutto perché Stefano è una persona per bene, quindi io altri pensieri non ne faccio, perché è la verità. Questo è. Va bene, insomma, ci sta, ha risposto e questo è assolutamente meritorio, caro mister Cerbone. Andiamo un po' sulla prima giornata, un commento così, andiamo magari anche in grafica a vedere le partite. Tradizionalmente, no, la prima giornata presenta sempre dei derby per le squadre sarde. Quest'anno le squadre sarde sono in 7, ricordiamolo, con la promozione dell'Atletico Uri, e quindi salta un po' il discorso dei derby, o meglio, sono 3 derby più chiaramente la parità residuale, che come vedete è Torres Giuliano, tra l'altro subito un big match per questo girone G. Ma andiamo a leggere le varie partite. Arzachena Lanusei, Carbonia Latte Dolce, Cassino Real Monterotondo Scalo, Gladiator Aprilia Racing Club, poi Muravera Atletico Uri, Ostiamare Cinzia Albalonga, Nova Florida insieme Formia, come diciamo Torres Giuliano, e poi Visartena a Fragolese. Mister, subito almeno 2 big match, cioè Torres Giuliano e Ostiamare Cinzia Albalonga. Secondo lei Sì. non valgono nulla, visto che sono la prima giornata e poi ne mancano altre 33, oppure già dalla prima giornata potrebbero dare il famoso abbrivio per iniziare bene la stagione? No, che non valgono nulla, assolutamente no, valgono, è come se valgono, perché un calcio che macina così in fretta diventa un problema se perdi la prima partita, poi dipende anche come la perdi, se la perdi, quindi è chiaro che sono 2 scontri diretti importanti, però giocare la prima gara in casa è importante secondo me, quando poi sei fermo da un po', ritornare e farlo poi con i tifosi ancora è un vantaggio che la Torres dovrà cercare di sfruttare assolutamente, mentre gli altri derby. Noi non abbiamo ancora parlato del Muravera. Il Muravera è un'altra Infatti era squadra la prossima domanda. cioè, di anticipo, il Muravera è una squadra che già l'anno scorso è una squadra altamente competitiva, composta da un numero esagerato di giocatori, che però quest'anno ha messo su un allestimento importante, una rosa importante. Quindi anche Muravera sarà nella zona alta della classifica, ma assolutamente sì. Questo lo so perché c'è determinazione. Poi c'è Francesco che non molla un attimo e quindi il Muravera sarà un'altra protagonista che prima mi sono dimenticato di citare, ma non l'ho fatto volutamente, è stato un mio errore. Il Muravera rientra insieme alla Torres, a Fragolese, al Balonga Ostiamare, tra le squadre che secondo me saranno lassù. Io penso che abbia fatto un favore a Mister Loi, Lo so. Mister Cerbone, visto che, come ben sappiamo, no, il Mister del Muravera, soprattutto all'inizio, tende un po' a nascondersi. Lo sentiremo nella seconda parte di trasmissione, però insomma nomi come Mancosu, Dammacco, Arvia, solo per fare davvero questi 3 nomi, insomma, direi che valgono assolutamente tutto quello che ha detto lei. Roby, non so se
Hai qualche altra Sì. domanda per il mister? Sì, assolutamente. No, io volevo chiedere al mister un pochino, magari andando anche sui singoli, no? Visto che ha visto la maggior parte dei giocatori che poi comporranno anche le prossime squadre dal vivo l'anno scorso, alcuni li ha anche allenati. Tra l'altro speriamo che Daniele Molino trovi squadra a breve, mister, perché è veramente un peccato non vederlo ancora con nessuna squadra. Il buon fantasista numero 10 che lei ha anche avuto per alcuni anni. Le chiedo, mister, quale sarà il giocatore che si confermerà, secondo lei? Magari penso a Scotto, ma ce ne sono anche tanti altri che possono far bene nelle varie squadre, e chi invece magari il giovane che dopo l'anno scorso può avere un impatto importante quest'anno nel girone. Allora, iniziamo col dire che per quanto riguarda Molino, quello sono i misteri del calcio. Sono i misteri del calcio. Che Daniele Molino sia a casa, dopo che ha fatto 22 presenze, 11 gol, rimane un mistero enorme, clamoroso, però ce ne sono tanti nel calcio. Però è intelligente, non molla, sta lì, sa che prima o poi qualcuno lo chiamerà, perché Daniele fa calcio, gioca a calcio, e quindi magari nessuno se lo può dimenticare. Detto questo, io penso che uno dei giocatori che secondo me può veramente fare, anche se non è più giovane, il salto di qualità importante è Piredda della Torres, perché Piredda è un giocatore forte. È un giocatore che mi ha colpito quest'anno, io non lo conoscevo, se no qualche volta quando giocava nell'Olbia, un giocatore che mi ha impressionato veramente, quindi io penso che lui sia uno di quelli lì che veramente possa definitivamente fare il salto. Ripeto, non è più giovane, però se Piredda fa il salto, la Torres è in Serie C. Io parto da questo presupposto, perché è un giocatore che c'entra poco in questa categoria. L'ho sempre stimato e lui lo sa, niente. Poi dei giovani ce ne sono tanti. Poi prima tu parlavi di Muravera riguardo i tre acquisti che hai elencato. Questi sono giocatori che c'entrano anche loro poco con la categoria, perché uno ha fatto la B tanti anni, ma anche il centrocampista dell'Anusei, anche Tamacco della Nocerina. Francesco non me ne voglia, ha una squadra forte. Poi niente, i giovani, chi è che può incidere? Anche il portiere della Torres, il 2000 che ha preso dal Monterosi, perché qualcuno poi non ci fa caso, e sarà un portiere, però ha vinto il campionato, già reggerà di più la pressione rispetto a tanti altri, ha un passato sulle spalle ed è uno che anche lui può dare una grande mano alla Torres, secondo me. Sì, assolutamente. Tra l'altro, Fra, non so se tu hai qualche altra domanda per il mister, altrimenti io lo saluterei, lo ringrazierei innanzitutto. E mister, io spero di rivederla il prima possibile in campo da avversario delle sarde o con una sarda. Non lo auguro magari alle sarde, perché vorrebbe dire non aver iniziato benissimo il campionato, però mi auguro di rivederla in campo molto presto. Francesco? Sì, no, anch'io volevo ringraziare il mister e unirmi al tuo augurio, o comunque vederci dal vivo, mister, insomma, immagino visto che Olbia, su qualche campo, al di là di tutto, sicuramente la vedremo. Questa è la mia impressione. Assolutamente sì, anche perché se ti vuoi tenere aggiornato devi viaggiare pure. Quest'anno mi toccherà viaggiare un po' di più, però già la prima partita l'andrò a vedere di sicuro, Torres Giuliana, perché è una partita che merita. Per essere sempre aggiornato c'è bisogno farlo. Intanto io vi ringrazio, vi saluto e speriamo di rivederci presto. Grazie, mister. Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Allora Francesco, andiamo avanti con la seconda parte. Anche intervistare il nuovo ospite qui a Luogo Santo. C'è un basso. Credo che sia parente di Matteo Zizzola anche lui, giusto? Mamma mia. No, a parte tutto, vedo che c'è già polemica fra, dovremmo dirlo agli amici di iSports, sulle maniche bianche di 131, un po' come era successo l'anno scorso anche con il Cagliari. Anche noi quest'anno abbiamo deciso di farci avanti con le maniche bianche. No, a parte gli scherzi, ritorniamo seri. Abbiamo fatto, no, in questi 2 o 3 giorni una serie di incontri con le varie squadre di Serie D. Siamo stati a casa del Carbone, a casa di mister Suazzo, Carbone che si allena a Silicua. Siamo andati anche al comunale di Muravera per vedere quello che è la preparazione dell'ultima squadra, credo, del girone in assoluto ad aver iniziato gli allenamenti, ovvero appunto i giallo-blu di mister Loi. E tu oggi sei a Luogo Santo per un motivo preciso, perché sei stato ospite dell'Arzachena, hai fatto una serie di interviste. Io inizierei, visto che abbiamo avuto Cervone, ovvero l'ultimo allenatore prima di Nappi
in casa Arzachena a vedere quelle che sono state le parole. Ricordiamo, oggi l'Arzachena ha fatto una sorta di allenamento congiunto, una sgambata insieme al Luogo Santo, giusto? Sì, esatto, 3-0 per i ragazzi di mister Marco Nappi con gol di Bonu, Tacchini e Cacorri. Abbiamo sentito, insomma, al termine dell'amichevole, li abbiamo distratti dal terzo tempo, questo va detto, ma bisogna ringraziare ovviamente l'Arzachena come sempre per la disponibilità. Abbiamo sentito mister Marco Nappi che sentiamo adesso e invece poi Federico Bonu che sentiremo magari domani come sempre sui nostri canali social, quindi direi di andare a sentire le parole di mister Nappi. Spoiler, in questo video non c'è, ma gli abbiamo chiesto anche 2 battute su Cagliari-Genoa, partita di domenica alla Unipol Domus, ma anche quelle ve le proponiamo stasera, quindi dovrete aspettare. Andiamo a sentire Una mister sensazione Nappi. Positiva perché abbiamo fatto un buon lavoro, il direttore mi ha messo a disposizione una squadra molto molto valida e ora sta a me fare il dovuto, quello che devo trasmettere ai ragazzi, la cosa che l'impegno massimo fino alla fine del campionato deve essere in primis. E poi possiamo perdere la partita, possiamo pareggiarla, però l'importante è uscire sempre a testa alta e aver dato tutto in campo. Ecco, sono usciti i gironi finalmente, perché insomma la Lega se l'è presa con comodo. Un commento sulla composizione del girone G. Ma guarda, sinceramente una squadra vale l'altra, mi parlavano meno male che non abbiamo preso la Casertana, meno male che abbiamo preso l'altra, però ci sono squadre molto competitive, c'è anche la Torres che ha fatto una buonissima squadra, però io penso alla mia di squadra, so che ho un buon gruppo soprattutto e andremo a giocare queste partite consapevoli che se giochiamo con la Torres dobbiamo dare il massimo, ma se gioco con un'altra squadra che è un po' sotto di livello dobbiamo dare lo stesso il massimo, perciò non mi cambia la squadra che devo incontrare. Ai ragazzi sto trasmettendo la voglia di giocare a calcio, la voglia di divertirsi e di dare, ripeto, sempre tutto perché è la cosa principale per me. Ecco, si parla tanto di Torres, qualcuno parla anche di Muravera come tra le sarde, insomma una delle squadre migliori, ma l'Arzachena a livello di organico non sembra assolutamente in secondo piano. Un suo commento. No, facciamo parlare degli altri, noi speriamo di essere la sorpresa. Io come ho detto prima, l'Arzachena mi ha dato a disposizione, il direttore Antonello mi ha dato veramente una buona squadra e io devo solo allenarla, devo far capire e credere ai ragazzi quello che voglio io da loro, perciò poi i risultati verranno di conseguenza. Ecco, sul mercato avete fatto tutto, siete chiusi, la rosa è chiusa? Sì, per adesso il mercato è chiuso, abbiamo lavorato bene, abbiamo valutato dei profili, poi alla fine stiamo bene così. Poi adesso il mio acquisto migliore sarà il rientro di Bonacquisti, abbiamo ancora Marinari fuori, abbiamo il giovane Porco fuori, perciò aspettiamo che tornino anche loro. Ecco, speriamo che Porco rientri in tempo, anche perché lavorando nella nostra regia, non so se sia lo stesso il giovane Porco. No, a parte gli scherzi, però è una bella rosa, ha ragione mister Nappi, perché per esempio c'è un elemento di esperienza e di affidabilità come Bono in difesa, Sartor in attacco, che magari arriva da qualche stagione con un po' troppi passi falsi e un po' troppa sfortuna a livello di infortuni, però se imbrocca l'annata buona, Sartor è un giocatore che in quarta serie fa la differenza, come ha detto il mister, torna Bonacquisti che a mio avviso è uno dei giocatori più impattanti della Serie D, poi magari non a tutti piace, però ci sono pochi calciatori come Danilo Bonacquisti per d'utilità e impatto in una partita nel girone G, ma credo forse a prescindere in tutta la quarta serie, quindi un'Arzachena su cui si può puntare come possibile scommessa, assolutamente. Sì, tra l'altro ricordiamo anche Nino Pinna in attacco. Bravo, Nino Pinna. Cristian Sosa in difesa, che prende un po' il posto di Gaetano Ungaro, che l'anno scorso, ricordiamo, il difensore di esperienza, con presenza in Serie B e in Serie C. Quest'anno appunto arriva l'uruguaiano Cristian Sosa, un rinforzo importante per mister Nappi. Tra l'altro gioca centrale di difesa ovviamente con Federico Bonu, almeno in assenza poi di Marinari,
perché come sai Roby, no? Il discorso degli under poi è sempre molto Sì, poi delicato. Marinari secondo me potrebbe anche essere usato come esterno di difesa. A volte l'anno scorso a inizio campionato soprattutto veniva usato come terzino, poi per logiche e per assenza di altri, tant'è vero che per Ivo Congiu come centrale dalla Torres giocò anche spesso come centrale, quindi vedremo un po', sicuramente per logiche di under, la Zacchena dovrà fare quelle valutazioni, anche se ha un under che vale come un over, lo hai citato tu prima, che è quel Nino Pinna, che sicuramente Esatto. in Serie D diciamo, conta un po' meno alla casella degli under. Sì. Andrei però a sentire adesso, saltando dalla Arzachena Muravera, si resta sempre sulla 125, però Quella molto più in verve su. polemica. Esatto, no, perché insomma, diciamo, è stata una bella chiacchierata come sempre con mister Francesco Loi, molto lunga. Vi proporremo però due estratti che sono abbastanza, secondo me, paradigmatici per l'inizio di stagione del Muravera. Uno è sulla Coppa Italia e soprattutto sul fatto che il Muravera partecipi alla Coppa Italia già in questo turno, per la discussissima, se si può dire, regola sull'età media, che penalizza di fatto la squadra di Loi come la squadra con l'età media più alta del girone G. E poi l'altra domanda, l'altra risposta, insomma, anche lì pepata sul discorso terreno di gioco. Il campo di Muravera, insomma, come ben sappiamo, non è certamente il più bello della Serie D. E insomma, mister Loi, come sempre, ci è andato leggero. Quindi inizierei a sentire prima la parte, l'estratto sulla Coppa Italia, e poi, insomma, andiamo a sentire anche l'altro. È un paradosso quello che sta succedendo, lo accettiamo perché, ripeto, non è un obiettivo al quale teniamo in modo particolare, però ti dico anche che se si mettono criteri di questo tipo, allora si potrebbe arrivare a decidere di far vincere una squadra per il colore della maglia, o perché ha uno straniero in meno, o perché ha 3 giocatori locali in più. Secondo me il criterio che andava usato, se proprio mancava una squadra a completare gli accoppiamenti, che poi è quello che è successo, sarebbe stato quello della Coppa Disciplina, che è un elemento che viene considerato sia per i ripescaggi che per qualsiasi cosa. Non assolutamente quello di fare una classifica sull'età media, perché l'età media io posso mettere in rosa 50 giocatori e far giocare 11-16 anni, avere gli altri 36 che hanno 50 anni, e mi spieghi come calcoli l'età media quando poi hai un mercato aperto per 9 mesi come l'anno scorso e certe società hanno tesserato 85 giocatori e non c'è un limite ai tesseramenti. Qual è il criterio dell'età media più bassa? Semplicemente è quello, ma non vuole essere una polemica, ti dico, perché è una competizione che non mi interessa, non interessa la società, in questo momento non siamo pronti ad affrontarla. Sicuramente la Torres arriva qua come squadra importante, mi dispiace non poter affrontare la partita come meriterebbe il blasone anche dell'avversario, ma in questo momento sinceramente non siamo pronti. Meno male che non era una polemica, Roby. No, non Ovviamente, era una mister Loi, polemica, no. gli vogliamo tanto bene, quindi insomma gli perdoniamo anche questa La cosa più tattica. bella di questa frase di Mister Lui è che nel frattempo a Muravera c'era un clima pacatissimo, quasi un paradiso, un Eden in terra, e invece Mister Lui ha deciso di andarci di accetta, però è giusto così. Tra l'altro, magari in toni più pacati sono parzialmente d'accordo, se devo dare una mia da opinionista, perché oggettivamente l'anno scorso ci sono state squadre che hanno tesserato molti giocatori, quindi fare anche un'età media tra squadre che hanno tesserato 80 giocatori, non ce ne sono stati 80 alla Torres, ma forse 60 sì l'anno scorso, e squadre invece che hanno comunque più o meno usato sempre la stessa rosa, un pochino fa strano, anche se poi al mister piace l'esperienza, al mister e al direttore Sebastian Sì. Puddu piacciono i giocatori di esperienza, anche quest'anno ci hanno regalato Matteo Mancoso, hanno regalato diversi giocatori importanti, Beppe Arvia, se poi magari nei prossimi giorni anche vi racconteremo, perché abbiamo sentito anche loro, però vedremo, è successa così, vedremo cosa succederà in Coppa Italia. Sì, tra l'altro abbiamo detto dell'altra risposta di mister Loi, quella sul campo, e anche qua diciamo che se nella prima risposta non c'era polemica, secondo me qua invece la vena polemica era bella aperta, quindi andiamo a sentire.
Beh, vedi, se avessimo dovuto considerare una classifica che mi interessa sarebbe stata quella del campo più brutto d'Italia. Il campo più brutto d'Italia purtroppo è Muravera, perché questa è la realtà dei fatti. Non sto qua a dare né colpe né problemi a nessuno perché non è il mio compito e neanche mia intenzione, però è un dato di fatto che il campo del Muravera a calcio è il campo più brutto di tutta la Serie D. Tra l'altro nel girone in cui veniamo messi quest'anno troveremo degli stradi incredibili come quello di Giuliano, che sono veramente delle strutture all'avanguardia. Ma ti dico anche che stiamo facendo delle amichevoli dei paesini in Ogliastra, stiamo girando un po' in questo periodo proprio per giocare su qualche campo decente, vedere campi come Baunei, Ierzu, degli stadietti, dei gioielli, e poi tornare qua la settimana a lavorare è veramente difficile. Però scelte societarie, se la società deciderà di giocare qua, ha deciso di giocare qua, giochiamo qua. Sarà un problema per gli infortuni. Ho detto al presidente che per affrontare un campionato intero in questo campo ci serve una rosa di 40 giocatori, perché ogni settimana ne perdiamo 2, e questo purtroppo è quello che sta già succedendo dopo 3 settimane. Però d'altro canto ci aspettiamo almeno di avere un po' di calore dai nostri sostenitori, da quelli che comunque tengono ai colori della squadra, e che sicuramente per loro sarà una comodità non doversi spostare per vedere le partite. È ovvio che sabato eravamo a Villa Simius a fare una partita, abbiamo giocato in un campo di altra categoria, questo ci dispiace. Ecco, Roby, Villa Simius, una città, uno stadio non citato a caso, secondo me, da Mister Lowe. No, perché poi comunque negli anni le voci di una possibile anche unione di intenti, no? Di quella parte della Sardegna insieme a Muravera, forse anche per ampliare un po' la piazza, le ambizioni della stessa piazza muraverese per il futuro, oltre che rimanere protagonista in Serie D, dove oggettivamente è in continua crescita il Muravera, almeno fino adesso. Vedremo se l'anno prossimo riuscirà a migliorarsi ancora, non è semplice oggettivamente visto il girone, però è sicuramente una piazza non citata a caso, anche perché credo Mister Lowe, quando ha dovuto spendere i propri 2 centesimi per dire dove andiamo a giocare quest'anno, abbia piazzato i propri 2 centesimi verso il campo di Villa Simius. Anche qua viene difficile non essere d'accordo, perché oggettivamente il mister ha citato le prime 3 settimane di allenamento. Io ricordo la passata stagione, sono stati giocatori che sono infortunati a inizio anno e non sono praticamente mai rientrati, penso a Nuvoli. Lo stesso De Martis ha avuto tanti problemi comunque sia con una tallonite. In generale, se poi sei un giocatore d'esperienza e magari arrivi da un po' troppe battaglie, è difficile giocare serenamente in maniera tranquilla e allenarti tutta la settimana in un campo come quello di Muravera, che è un campo dove sicuramente c'è calore, il paese si fa sentire ogni domenica, si farà sentire ora con le riaperture in parte dopo la pandemia, però è un campo di prima generazione sintetico che ora inizia ad avere i suoi anni, è molto piccolo, molto stretto, con le mura vicine, non è un bel campo. Sì, diciamo che ne parlavamo poi anche l'altra sera, insomma, con Mister Lowe, con Sebastian Pudl di S, insomma, di fatto il campo, quindi proprio il terreno di gioco del comunale di Muravera era un'arma in più nel Muravera pre-Lowe, quindi insomma quello che si arrabattava per salvarsi ogni anno in Serie D, e quindi insomma era un calcio molto utilitaristico, ecco, diciamo così, cioè un 4-4-2 con poi palla lunga per Nurchi ed Essena o Mesina, insomma, che erano gli attaccanti rapidi di quel Muravera. Poi col cambio di gestione tecnica, quindi con una squadra che gioca il pallone, ricordiamo l'anno scorso Robby, insomma, il buon Enrico Geroni, che salutiamo, insomma, una bestemmia che quest'anno Geroni giochi in eccellenza in Toscana, seppur con la maglia del Livorno, quindi insomma una maglia blasonata, però insomma con quei piedi e con quella testa giocare in eccellenza veramente è un abominio. Ma diciamo appunto Geroni, Pani, lo stesso Califa, insomma tutti i giocatori che sono passati l'anno scorso dal Muravera hanno detto tutti più o meno la stessa cosa. Chissà con un altro campo come sarebbe andata anche la stagione, proprio per la questione della gestione degli infortuni, no? Anche l'altra sera per avere le interviste abbiamo dovuto attendere qualche minuto
perché insomma i vari protagonisti delle interviste che vi proporremo anche nei prossimi giorni erano tutti alle prese con delle cure particolari dovute chiaramente al campo. Chiudiamo il fronte Muravera, Roby, con un micro estratto di Beppe Arvia, una delle interviste che abbiamo realizzato, che vi proporremo integrale, scritta, forse già da stasera e poi domani in video. Insomma, uno dei nuovi acquisti di questa stagione, uno dei più interessanti, soprattutto perché Roby, insomma, Arvia sembrava essere destinata a un'altra piazza prima di andare a Muravera. Sì, sembrava destinato, sembrava praticamente fatta, no? Con la Torres, anzi era più o meno fatta in casa Torres per Arvia. Era l'unico giocatore chiesto da mister Greco per la nuova rosa rosso-blu, l'unico giocatore che si voleva portare, diciamo, da Lanusei. Poi alla fine hanno prevalso gli equilibri interni in casa Torres e quindi Arvia ha dovuto, diciamo, virare sul Muravera, bene per il Muravera sicuramente. Tra l'altro volevo dirti che alla fine Geroni è andato al Cascina, non a Livorno. Quindi in Serie D Lori si ritroverà in quarta serie, no? Dopo i contratti con Livorno alla fine ha firmato pochi giorni fa col Cascina, quindi di fatto ritornerà almeno in quarta serie, che già è quasi una mezza bestemmia, però almeno giocherà in quarta serie. Io però andrei ad ascoltare Beppe Arvia. Che dici? Beppe Arvia da Lanusei a Muravera, sei diventato ormai un veterano anche della Serie D sarda. Ti chiedo innanzitutto che differenze, ma soprattutto che gruppo hai trovato qua con mister Loi. Sì, innanzitutto è sempre un piacere ritornare qua, dopo l'annata dell'anno scorso super positiva, che conservo, come ho già detto anche in altre interviste, un bellissimo ricordo. Vengo a Muravera, mi sposto di qualche chilometro con l'entusiasmo che ho sempre avuto, l'entusiasmo di un bambino, con la voglia di rimettersi in gioco, di rimettersi in discussione e di lasciare comunque sia un ricordo positivo anche qua. Le prime impressioni sono ottime, ho trovato un gruppo di ragazzi sia tra i nuovi arrivati che siamo diversi e diciamo i vecchi degli anni passati qua a Muravera, un gruppo che ci ha accolto. Io come sempre entro in punta dei piedi in un gruppo, in uno spogliatoio nuovo, e mi metto a disposizione per dare il mio contributo. Ecco, a disposizione per dare il suo contributo il buon Beppe Arvia. Francesco, mi sposterei per andare un po' ad ascoltare quello che è anche il racconto, no? Fatto in questi giorni, in queste ore, del nuovo Carbonia di mister Suazo che è uno dei pochissimi, diciamo, rimasti del Carbonia l'anno scorso, un gruppo molto nuovo. L'obiettivo meglio, principale resterà quello della salvezza. Non sarà facile perché è una squadra molto 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 giovane, diverse conoscenze anche del Cagliari, no? Francesco, per esempio, penso a Fabio Doratiotto, ma allo stesso tempo anche Fabio Porru, al momento non ancora firmato, però si sta allenando con il Carbonia, l'ex terzino ed esterno destro del Cagliari. L'anno scorso non ha giocato tantissimo nella sua prima esperienza in C, vedremo quest'anno invece magari se firmerà col Carbonia e sarà protagonista. Andrei però ad ascoltare quello che sono le parole di mister Suazo e poi magari parliamo anche di questo nuovo Carbonia. Che dici, Fra? Assolutamente sì. In primis ringraziare la società per questa fiducia, si sa del sacrificio che si sta facendo per costruire una squadra così dal niente, se si può dire, però no, adesso sono molto contento perché le risposte sono molto positive. Si sta costruendo un gruppo nuovo e questo ovviamente ritiene più lavoro, però no, io penso che Carbonia sarà un anno non facilissimo, però abbiamo tutte le basi come per poter dire la nostra, nel senso di non lasciarla proprio così facile a chiunque. Ecco, state costruendo, no? L'hai detto, una rosa molto molto giovane, ci sono tantissimi giocatori che conosciamo anche, che sono passati nella primavera del Cagliari. Forse è l'ambiente ideale anche per lavorare per te, che ti piace un pochino valorizzare anche i giovani. Penso che questa è una delle idee che bisogna darle merito un po' alla società, più che a me, alla società. Ovviamente hanno puntato a questa idea di valorizzare in qualche modo i ragazzi che vogliono rilanciarci. Poi possono essere del Cagliari, possono essere
de Carbonia, possono essere di ovunque, no? L'importante è che abbiano la voglia di rilanciarci. Ovviamente abbiamo trovato molti ex che sono usciti dal Cagliari e si stanno inserendo bene. Io penso che la cosa positiva è quello, la cosa positiva è che vogliono lavorare e che la società ci tiene a questo aspetto importante. Ecco, la società ci tiene all'aspetto della voglia di lavorare dei giovani, dice mister Suazo, che sicuramente è uno degli allenatori di Serie D che meglio può lavorare con i giovani, perché arriva, no, da tutto il percorso con il settore giovanile del Cagliari, dove comunque ha lasciato un buon segno nelle varie under rosso-blu. Tra l'altro ci sono anche alcuni giocatori interessanti in questo Carbonia, no? Perché è un Carbonia che si deve rilanciare, però ha giocatori per esempio come Porchedo che potrebbero fare una stagione importante. Murgia cercherà un rilancio dopo un'annata forse non esattamente in luce come quella che ha attraversato l'ultima alla Sanremese, quindi sicuramente un Carbonia che ha giocato tante scommesse, non è mai facile vincerle nel calcio, specie in Serie D, quindi vedremo un po' quello che potrà essere. Carbonia che abbiamo raccontato, no, delle difficoltà del Muravera di giocare nel comunale, nella propria casa. Carbonia ha un problema ancora più grande, se vogliamo, perché le immagini che avete viste sono girate a Siliqua, dove la squadra ha iniziato la preparazione, dove giocherà anche le primissime partite di campionato. La speranza per la società è quella di ottobre, quando saranno le nuove elezioni al sindaco, appunto nella città mineraria, e la speranza della società è che in caso di cambio di filosofia all'interno della nuova amministrazione si possa poi risolvere, no, la diatriba che ormai dura da un anno per quanto riguarda lo Zoboli. Il Carbonia che ha iniziato a peregrinare già dalla passata stagione, al momento ha trovato appoggio a Silico, a un campo non così diciamo datato, se vogliamo, anche una bella struttura, una tribuna coperta con un sintetico anche lì non di primissima generazione ma neanche di ultimissima, quindi un sintetico che ha ormai qualche anno, un campo però che sicuramente non è mai come giocare a casa. Carbonia che tra l'altro ha una piazza che storicamente ha una tifoseria che si fa sentire. Io andrei ad ascoltare, caro Matteo Corco, anche quella che è la seconda parte della nostra intervista a Suazo, l'estratto magari sulla difficoltà del girone e su cosa potrà dire questo Carbonia nella nuova stagione. Ecco, al di là delle squadre che arriveranno dal continente, laziali e campane, le squadre sarde stesse si sono rinforzate molto. C'è una Torres che vuole puntare a salire, un Muravera che ha fatto una squadra importante con giocatori anche d'esperienza, l'Arzachena stessa che sta provando a fare una rosa importante. Sarà più complicato secondo te rispetto all'anno scorso quest'anno? Io penso che ogni anno è a sé. Ovviamente noi come Carbonia speriamo di fare un anno importante, un anno dove dobbiamo raggiungere quello che è il nostro obiettivo. È ovvio che ognuno conta con il portafoglio che ha, con le idee che ha e con le possibilità che ha. Tu sai già Carbonia parte, no, da non giocare nel suo stadio, e quello è già qualcosa che ti fa in qualche modo ragionare in maniera diversa. È per quello che ringrazio la società, perché l'esforzo è tanto e i ragazzi comunque hanno l'idea di sapere dove stanno andando, di cosa ci viene addosso, e noi siamo pronti ad affrontare ogni difficoltà che potranno venire. Però sono contento perché comunque è un gruppo molto positivo. Ecco, un gruppo positivo, vedremo, no, Francesco, quello che sarà Sì. anche l'inizio del Carbonia. In generale c'è molta curiosità per vedere cosa sarà di questa Serie D. Al momento, un po' come l'anno scorso, tirare dei bilanci è molto molto facile, ma anche molto sbagliato, perché poi il calciomercato, le impressioni della stagione estiva, anche le ambizioni di una nuova stagione, quando il campo non ha ancora parlato, generalmente poi ingannano. Quindi vedremo cosa sarà. Intanto si inizia già subito domenica con la doppia sfida di Coppa Italia. Ricordiamo l'Arzachena Uri rinviata alle 16 e invece Muravera Torres che si giocherà alle 15, quindi già una domenica, un bel antipasto. Poi dal 19 lo vedete anche in sovraimpressione quello che sarà il primo turno. Inizia con oggi una nuova eroica sicuramente avventura anche per noi con giovedì. Vedremo che sorprese già da oggi, che sorprese ci riserverà la stagione. Ci rivedremo ovviamente
già giovedì prossimo, dove analizzeremo rosa per rosa col mercato che ormai sarà praticamente, non dico chiuso perché resterà aperto fino a ottobre, però comunque delineato verso l'inizio della stagione. Andremo ad analizzare quali sono tutte le squadre, ci saranno sicuramente nuove interviste e nuovi speciali, nuovi estratti. In serata troverete tutte le parole dei protagonisti di questi giorni, quindi dai giocatori del Muravera, Mister Loi, fino al Carbonia, con Mister Davi Suazo, Marco Russo, lo troverete a breve sul nostro sito, e anche ovviamente gli speciali che hai fatto tu quest'oggi con l'Arzachena. Va bene, grazie a tutti. Allora ci vediamo domenica con la Serie D, ci sarà anche la Serie A ovviamente, visto che gioca anche il Cagliari. È notizia di poco fa che Diego Godin si è fermato un pochino, ve l'avevamo anticipato stamattina, di fatto il giocatore uruguaiano non si era allenato nei 2 giorni scorsi, e oggi appunto è arrivato il comunicato dell'Uruguay che parla di tendinopatia roturea. Di solito è il classico affaticamento per chi ha, come racconta la carta d'identità, 35 anni nel caso di Diego Godin. Troppe partite. Di più, come il sottoscritto. Quindi grazie a Fabio Corcu, eroico anche lui in regia, grazie a mister Raffaele Cerbone che ci è venuto a trovare come primo ospite di questa nuova stagione di giovedì. Buona serata a tutti. Ciao Robby. Sigla. Ciao Zizzo.